La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. Spero con questo documento di aver messo la parola fine ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni. Sono le parole che Sabrina Salerno ha affidato ai suoi social, a corredo della perizia firmata dal chirurgo plastico di Treviso, Giorgio Berna. Dopo le numerose insinuazioni sulla naturalità del suo seno, la showgirl, residente a Mogliano Veneto, ha deciso di pubblicare la perizia eseguita per attestare l'assenza di protesi mammarie e mettere fine così alle critiche di chi l'accusava di essersi rifatta. La paziente, si legge nel documento, non riferisce alcun intervento chirurgico al seno, è in follow-up mammografico ed ecografico da circa 20 anni. Il risultato dell'esame dimostra come non siano presenti cicatrici né masse palpabili, un'attestazione che viene da chiedersi se fosse necessaria. Numerosi i commenti sotto il post di Sabrina Salerno. Sostegno ma anche indignazione. Ci si domanda infatti se fosse necessario arrivare a tanto per smentire voci e fake news. La vicenda apre una riflessione ancora più ampia su quanto il corpo delle donne sia sempre sotto giudizio, nel bene e nel male. Un corpo che parla sempre, ma che sempre, nel bene e nel male, viene messo davanti alla competenza. E questo accade soprattutto nell'ambito del mestiere scelto da Salerno. Una bellezza la sua che racconta come un'arma a doppio taglio. Da una parte mi ha dato tantissimo, dall'altra mi ha bloccato in una gabbia, racconta la showgirl. Non avete idea di quanti addetti ai lavori, spesso invidiosi, mi abbiano ostacolata. Ostacoli che a 55 anni Sabrina Salerno, anche con la pubblicazione di questo post, vuole superare definitivamente.